Maturità 2014, quadratura del cerchio. Nella serata di ieri sono state rese note le materie per la seconda prova scritta dell'esame di Stato che chiude il ciclo delle superiori, al quale potranno presentarsi, come sempre, soltanto gli studenti che hanno la sufficienza in tutte le materie. Al liceo classico è stata rispettata l'alternanza tra latino e greco e quindi, stando alla scorsa prova, quest'anno i ragazzi dovranno cimentarsi con il greco. Nessun colpo di scena allo scientifico e al linguistico. I studenti del primo liceo dovranno affrontare la matematica, quelli del secondo una lingua straniera. Tra le altre materie scelte per il secondo scritto ci sono pedagogia, liceo pedagogico, economia aziendale per i futuri ragionieri, estimo per i geometri, alimenti e alimentazione all'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione. Per gli istituti tecnici e professionali sono state scelte materie che, oltre a caratterizzare diversi indirizzi di studio, hanno anche una dimensione tecnico-pratico-laboratoriale. Per questa ragione la seconda prova potrà essere svolta come per il passato in forma scrittografica o scrittografica o scritto pratica, utilizzando eventualmente anche laboratori dell'istituto. Il decreto varato ieri individua inoltre le materie affidate ai commissari esterni. Per la loro scelta è stato seguito, laddove si è rilevato opportuno, il criterio della rotazione delle discipline. Per quanto riguarda il progetto ESABAC, finalizzato al rilascio del doppio diploma italiano e francese attuato sulla base dell'accordo italo-francese, si registra un letterale boom dell'iniziativa. Gli istituti coinvolti sono più che raddoppiati, passando dai 50 dello scorso anno a 122, e tra questi l'Istituto Tecnico Commerciale Foderà di Agrigento. Le prove scritte della maturità 2014 avranno inizio mercoledì 18 giugno e giovedì 19 giugno. Anche quest'anno dirigenti scolastici e insegnanti dovranno seguire il trend dell'evoluzione informatica, presentando online la domanda di partecipazione agli esami di Stato in qualità di presidenti di commissione e di commissari d'esame.